Sentenze quintri dall'altar di Betel. Pal'ordin dal Signor, un uomo di Dio arriva di Giude a Betel, giusto quando Geroboam all'iereli dall'altar per offrire il sacrificio. E per ordine dal Signor al berlà quintri dall'altar. Altar, il Signore al discussì. Vecchina sarà alla chiesa di David un figlio di non Giosie, che si sacrificherà per ora di te i predis dai lux alts che han fatto sacrifici sculi per ora e al bruserà per ora di te vues diom. Al de tal stesso tempo un segnal, questo è il segnal che il Signore l'ha fevelat. Ve che l'altar si spaccherà e la cinise che è per ora si spanderà. Quando il re al sentice che l'uomo di Dio al diseve quintri dall'altar, si slungia la man fuori dall'altar berlant, brincailo, ma la man che aveva slungiato quintri dall'uomo si secchia, di modo che non lo arrivava a tirarla in daur. L'altar si spaccà e i cinesi s'accolarono dall'altar, tale quale il segnale che aveva dato l'uomo di Dio, per ordine dal Signore. Il re al chiappò la paraule e disse all'uomo di Dio, quiete per plasè il Signor tuo Dio e pre per me, perché mi torni la me man. L'uomo di Dio al quietà il Signore e la man del re i tornà come che era prima. Il re disse all'uomo di Dio, anin con me in chiesa per ristorati, che ti farai un regalo. Ma l'uomo di Dio al disse, se anche tu mi dessi smiese de tua chiesa, non vigneres con te, non mangerai e non beverai nuie in questo luogo, perché che ho avuto quest'ordine dal Signore. Non tu mangeras e non tu beveras nuie e non tu torneras in daur per stesse strade. E sin lì per un'altra strada, senza chiappà la strada che era venuta a Betel. Il chiastic dal profeta disubbidiente. All'iera sta a Betel un profeta vieli e i suoi figli a venire a contai tutto ciò che aveva combinato in quel dì l'uomo di Dio a Betel. I contari a loro pari anche li peraulis che aveva detto Israele, che urdomondà. C'è strade hai al chiappade e i suoi figli si mostrarono la strada che aveva chiappade l'uomo di Dio, vigno di Giuda. Urdise ai suoi figli, si elai il mus, i si elarin il mus e lui al montasù, i corre da ur all'uomo di Dio e lui intivà sentato sotto dal terebint. I domandà, sestu tu l'uomo di Dio vigno di Giuda? Proprio gli risponde, e disse il profeta, anin chiese me a chiolialc, ma che l'altri gli risponde, non puoi tornare in daur con te, né mangiare o bevi colì. Perché hai avuto quest'ordine dal Signore, non tu mangeras, né tu beveras, nuie la io, e non tu torneras in daur per strade che tu sei slato. Allora che l'altri disse, anch'io sono un profeta e compagno di te, e un agnul mi ha dato questo per ordine dal Signore. Meni lo chiese tu, perché al mangi e al bevi, ma lui imbroiava. Allora l'uomo di Dio, al tornare in daur con lui, al mangiare di lui e al bevè. Biel che ieri sentati in tavole, arriva al profeta che lo aveva menato in daur le parole dal Signore. E che iberlà all'uomo di Dio vigno di Giuda. Il Signore al discussì, già che tu hai stato all'ordine dal Signore, non tu hai mettuto in vore l'ordine che ti aveva dato il Signore tuo Dio. E invece tu sei tornato in daur, tu hai mangiato e bevuto tal che ti aveva detto di non mangiare e di non bevi. Il tuo cadavere non gli entrerà tal tombal dai tuoi vons. Finiti di mangiare e di bevi,
il profeta Isiel al mus e che l'altri al partì per tornare in daur. Per strade si intivat un leon che lo fase fur, il suo cadavere al restare distirato sulla strada. Il mus agli era fer d'ogni di lui e anche il leon agli era d'ogni dal cadavere. A passare in cavioderin il cadavere distirato sulla strada e il leon fer d'ogni dal cadavere. Era a contare l'utesità che gli era sta il profeta Vieli. Quando il profeta che lo aveva fatto tornare in daur al vignè savelo al disè. All'è l'uomo di Dio che si era ribellato all'ordine del Signore e il Signore lo ha fatto colate sgrifis dal leon che lo buttato giù e copato, come chi aveva detto il Signore. Ur disè ai fis, sielaimi il mus e i al sielarin. Al partì e al chialà il cadavere distirato sul troi, il mus e il leon perdogni dal cadavere. Il leon non aveva sgnanglato il cadavere, ni crevato il breccio de schene dal mus. Al chiappà su il cadavere dall'uomo di Dio e lo mette sul mus e lo portate a città, la cagliera è stata a fare il corot e sapulilo. Al mette il cadavere dal sottombal e a fare in corot su lui, ioi fradignò. Dopo di velo sotterrat, urfevelà così ai suoi figli. Quando io sarai morto, mi sotterrarei dal stesso tombal dall'uomo di Dio. Mettete i miei bues d'ogni dai siei. Di fatto si colmerà le parole che l'ha dit, per ordine dal Signore, quintri dall'altar di Betel, e quintri di tutti i santuari dai lux alts, che sono citati di Samaria. Neanche con questo fatto Geroboam non si mendà de sue condotte orrende, ma al continuare a mettere predis dai lux alts, chiappà sufframiez dal popolo, a di quel che voleva e dava le investiture per diventare predi dai lux alts. Queste condotte e fase colà la chiesa di Geroboam tal pecchiat, che le parà in fruts e le svinidrì de facce de tiere.